Guardi, diciamolo fino in fondo, le competenze sono totalmente del governo che le gestisce attraverso le prefetture. Quindi diciamo anche a quei pochissimi sindaci che per togliersi i riflettori di dosso dicono che è colpa della regione, diciamo che la colpa è solo del governo. Detto questo, dico che il Veneto ha già dato, il Veneto non ha bisogno di hub, non ha bisogno di strutture, non ha bisogno tantomeno di immigrati. Continua il no granitico del governatore Luca Zaia a nuovi arrivi di profughi in Veneto. La regione è satura e dopo i profughi in vetrina alla stazione di Treviso con l'attacco al prefetto, ora è nuovamente la volta nei confronti del premier Renzi. No, dice Zaia, agli hub in Veneto. Noi ne abbiamo 517.000, dei quali 42.000 senza lavoro. Se oggi dobbiamo pagare il conto dell'incapacità, dell'inadeguatezza di una maggioranza di governo che gestisce questo paese, governa questo paese dal novembre 2011 a tutt'oggi, sappiamo solo che sul fronte immigrazione è stato fatto nulla. Il problema va affrontato alla fonte, spiega. Aiutarli a casa loro, fare i centri di prima accoglienza lì, evitando che accada quello che accade oggi, cioè che su 3 immigrati 2 non sono profughi e 1 lo sarà.